Pugni e spinte per farsi consegnare i soldi. Vittime dell'aggressione avvenuta in pieno centro a Padova, in via Roma, 4 ragazzi tra i 19 e i 20 anni. L'intervento tempestivo delle volanti della polizia ha permesso di bloccare subito i responsabili, prevenendo così conseguenze peggiori. Autori della violenza, 3 coetanei che hanno avvicinato le vittime con il pretesto di chiedere indicazioni stradali, per poi assumere un atteggiamento sempre più aggressivo. I malviventi hanno cercato di estorcere 10 euro a testa alle vittime, ostacolandogli la fuga, afferrando uno dei giovani per il braccio e spingendo gli altri contro una vetrina di un negozio. Grazie alla prontezza delle vittime, che hanno contattato il 113, le volanti hanno intercettato i 3 pochi minuti dopo in corso Umberto I. Si tratta di 2 italiani di 17 e 19 anni e di un senegalese di 22 anni, tutti denunciati per tentata rapina aggravata in concorso. Accertamenti successivi hanno evidenziato precedenti significativi. Il 22enne senegalese era già stato condannato a più di 2 anni per 2 rapine commesse vicino alla stazione degli autobus di Padova. Il minorenne, invece, era noto per far parte di una baby gang, responsabile di rapine e resistenza pubblico ufficiale. Alla luce della gravità dei fatti e del rischio sociale, il questore di Padova, Marco Odorisio, ha disposto 8 misure di prevenzione, 3 da CUR, con il divieto di accesso ai locali pubblici del centro per 3 anni, 3 DASPO fuori contesto da 3 a 5 anni e 2 avvisi orali per i soggetti più pericolosi.